non ce la fa mica andare sotto a questo fango qua. Che temperatura è adesso? Adesso qui abbiamo circa 45 gradi, però noi dobbiamo aspettare che il fango arrivi intorno ai 39-40 gradi. Aspettiamo ancora un minutino. Sì, benissimo. Slow Tour, viaggio nel benessere delle acque termali. Come sembra la temperatura, signora? Per me non è mai abbastanza caldo. Allora lei è sul posto giusto, perché chi Esatto. vuole venire al caldino venga alle terme. Esatto. Poi gli facciamo un bel pacchettino, come una mummietta. Speriamo di trovare qualcosa dopo, sa che quando si risveglia qualche mummia si trova sempre qualcosina. Come si sente? Benissimo. Un pisello dentro il suo baccello. Bene, dura circa 15 minuti, Ok. poi io la vengo a trovare, Va bene. vediamo come sta, va bene? Chissà che cosa farà Patrizio. Movimento sicuramente. Arme breiten und überkreuzen. Allargo le braccia e incrocio. Avanti, un bel respiro col calcio. Stupendo, continui così. C'è il direttore? Forza. Ah sì, veramente? Ma non mi pare di vederlo. È il momento dell'esercizio del sommergibile in fuga. Maurizia, questo è un bagno di acqua termale naturale. Questo è così naturale, noi ci aggiungiamo l'ozono, che è un ottimo disinfettante ed è oltretutto anche un rilassante. Non sono io, non sono come Pumba. È ozono allo stato puro, quindi ossigeno allo stato puro. Lei sta usando un'acqua che ci vuole 25 anni per arrivare in superficie. È terra, acqua, fuoco, aria. Sono i 4 elementi che si uniscono per la salute dell'uomo. Ma chi l'ha pensata così bene? Beh, dire che da queste parti le terme sono un'antica tradizione è veramente dir poco, perché già 50 anni prima di Cristo i Patavini, poi diventano i Padovani, già avevano qua le loro terme. Poi ovviamente arrivano i Romani, qui siamo a metà strada fra l'Austria e Roma, quindi qui le truppe, le legioni dovevano ritemprarsi. E poi qui hanno addirittura celebrato dei veri e propri dei delle terme, per esempio il dio Aponus, da cui Abano. Era un dio che riusciva a trarre gli auspici, a leggere il futuro dalle acque termali. Anche Tiberio è arrivato qua e per capire come andava la guerra è andato a fare le terme. E poi pare che ci sia stato anche Ercole. E poi, ecco, un'altra cosa importante, qui c'era un luogo molto salubre, Mons e Grottorum, Montegrotto praticamente. Salubre perché c'erano le terme, ma anche lo stesso Teodorico. Era molto fiero qui di queste terme e le ha celebrate. Vabbè, poi a un certo punto sono caduto in disgrazia, ma lì sono stati ritrovati gli scavi delle antiche terme.